dal controllo del territorio che ultimamente, in queste ultime ore, per il contagio del Covid, state facendo, che si sta sviluppando in particolare nel centro storico agrigentino con diversi arresti per spaccio droga. Ecco, ci illustri meglio la vostra operatività. Sì, come detto ieri abbiamo proceduto già all'arresto di un cittadino di nazionalità gambiana che si è reso responsabile del reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Lo abbiamo tratto in arresto proprio mentre stava cedendo della sostanza stupefacente a due giovani ragazzi agrigentini. Ieri invece abbiamo, come avete visto perché eravate pure voi sul posto, eravamo nelle zone della movida ad attuare quanto disposto dalla prefettura. Abbiamo effettuato numerosi controlli dei locali pubblici, è sceso in campo anche l'esercito italiano, oltre alle polizie di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, e abbiamo pattugliato tutto il centro storico per controllare che tutti i cittadini italiani, tutti i cittadini agrigentini, scusate, rispettino le normative anti-Covid, quindi l'utilizzo della mascherina. Tutti anche i locali della via Tenea e della via Pirandello sono stati controllati, non sono stati sanzionati nessun esercizio commerciale, però sono state altresì previste elevate 5 sanzioni perché c'erano 5 cittadini italiani che non utilizzavano la mascherina, quindi sono state sanzionate, ognuno di loro sono stati previsti 400 euro di verbale. Poi sempre in via Pirandello, durante questi controlli è stato bloccato un cittadino di nazionalità gambiana che 2 sere prima aveva suscitato un po' di allarme sociale perché aveva tentato di accoltellare il proprietario di una nota piadineria della via Pirandello. Ecco, grazie all'intervento dei cittadini che hanno tempestivamente segnalato la presenza di questo migrante in via Pirandello, gli uomini della squadra volante di Agrigento hanno bloccato questo migrante. È stato condotto presso la caserma di nazionalità gambiana, chiedo scusa, regolare sul territorio nazionale. È stato condotto alla caserma Angelone, il titolare dell'esercizio commerciale che ha tentato di essere accoltellato ha sporto denuncia. Le persone che erano presenti quella sera, quindi 2 sere fa, e che hanno visto tutte cose, sono state sentite in qualità di persone informate sui fatti, dove hanno confermato nello specifico tutte le accuse mosse dalla parte offesa. Per tali ragioni il cittadino gambiano è stato segnalato all'autorità giudiziaria per il reato di tentate lesioni e di minacce aggravate. Ora, i controlli, vi ripeto, continueranno per tutto il fine settimana e continueranno ogni giorno. Anche questa sera troverete sul campo tutte le forze dell'ordine e compreso l'esercito italiano. Il prefetto è stato più che chiaro e il questore ha quindi in sede di tavolo tecnico ha più volte ribadito la severità dei controlli che verrà attuata da tutte le forze dell'ordine. Non c'è stato nemmeno uno screzio, questo cittadino di nazionalità gambiana ha sferrato 2 coltellate al titolare del locale mentre questo era di spalle per futili motivi. Si è salvato soltanto grazie all'intervento degli astanti che hanno tirato per il bavero della camicia questo cittadino di nazionalità gambiana e quindi i fendenti non sono andati a buon fine, tuttavia gli hanno lacerato il giubbotto e quindi quest'ultimo è stato sottoposto a sequestro penale che appunto servirà per accertare che il reato si è configurato. Ecco, c'è un tentativo, come diceva lei in conferenza stampa, da parte di questi gambiani a volere comandare su una zona strategica storica che è la via Pirandello. Ecco, voi in questo senso state cercando di fare il possibile affinché questo fenomeno venga, diciamo, debellato, no? Sì, guardi, quando non si tratta di comandare perché non comanda nessuno, cioè in democrazia c'è la libertà di espressione e di circolazione, no? Lo sappiamo benissimo.
E si tratta di 2 o 3 persone che tendono di turbare l'ordine e la sicurezza pubblica, però grazie agli strumenti che ci sono in campo, vedi per esempio l'ordine di allontanamento o il foglio di via obbligatorio redatto proprio ieri dal signor Questore, riusciamo tipo a contrastare qualsiasi tipo di fenomenologia che possa turbare la libertà altrui. Ecco, un'altra cosa che lei evidenziava è quello del fatto che molta gente urina in via Atenea. Sembrerà strano, ma è così. Sì, nell'ultima settimana, grazie diciamo, ai nostri interventi, gli ultimi interventi abbiamo sanzionato diverse persone per questi e lei si riferisce all'articolo 726 del codice penale che è stato depenalizzato e prevede una sanzione di 3.333 euro. Sostanzialmente c'era questa bruttissima abitudine, anche lì abbiamo chiesto l'ausilio della cittadinanza e siamo riusciti così a sanzionare diverse persone. Ora, a mente le posso dire che negli ultimi 10 giorni siamo arrivati già a 7 persone che abbiamo sanzionato. Dopo la sanzione ricordo che è previsto l'ordine di allontanamento anche in questo caso, quindi quelle persone che vengono beccate dai poliziotti a urinare per strada non possono stare per 48 ore nei luoghi della modalità. Comunque il vostro impegno è sempre quello di fare appello alla città, di chiamarvi, di chiamare il 113, insomma di collaborare. Ecco, sì, ricordo a tutti che esiste il numero unico di emergenza, l'112, e soprattutto che anche queste tipologie di fenomeni possono essere segnalati con l'applicazione UPOL, che prevede la segnalazione. Una segnalazione cosa prevede? Prevede uno scatto di una fotografia, un video, un messaggio da inviare tramite questa applicazione alla sala operativa ed si può fare anche in maniera del tutto anonima.